La parola d'ordine è riorganizzazione e territorialità. Sono due pilastri su cui la sanità ligure intende appoggiarsi per guardare al futuro. Il passaggio è innanzitutto culturale, non più il paziente che va dal medico, ma la medicina che si fa prossima sul territorio. In molte situazioni è la medicina, è la sanità che deve andare a casa del cittadino, quando questo è possibile. In altre situazioni è il cittadino che deve andare direttamente nei luoghi di cura. L'assessore Nicolò ha illustrato, dinanzi ad una platea rappresentativa delle realtà del Tigullio, i progetti in via di definizione. Tra questi le 32 case di comunità che entro la primavera 2026 dovrebbero essere inaugurate in Liguria. Strutture che andranno a sopperire alla funzione un tempo svolta dal medico di famiglia con l'accesso diretto dei pazienti. Nelle case di comunità dovranno affluire i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di tutti i livelli. Adesso c'è tutta una divisione, una settorialità delle competenze infermieristiche. Il ruolo dell'assistenza domiciliare integrata è un ruolo molto importante. In ASL 4, oltre ai cantieri che si stanno muovendo all'interno dell'ospedale di Lavagna, è di prossima inaugurazione la struttura realizzata nell'area antistante l'ospedale di Chiavari. Il PUA, non è una parolaccia, vuol dire punto unico di accesso. Sarà fisico, nel senso che lì saranno accolte le persone, ma sarà anche virtuale, perché lì ci saranno i sistemi e l'organizzazione per poter anche da remoto dare servizi. Nel corso della puntata in diretta di Sana Sanità sono stati illustrati numerosi argomenti, tra questi quello delle fughe dei pazienti verso altre regioni. Perché l'accreditamento privato, come ha detto l'assessore, vuol dire che poi ci sono le fughe in Lombardia, nei grossi ospedali, e noi sono 20 anni, 30 anni che continuiamo a dire che bisogna battere le fughe, ma le fughe non si abbattono. Ma non sono gli ospedali che non funzionano. Chi sta, il cittadino che è seguito all'interno degli ospedali, nella stragrande maggioranza dei casi ci rimane all'interno dell'ospedale, non è quello che va fuori regione. È diverso, è un'altra tipologia di cittadino.